Salve! Benvenuti in questo nuovo video. Questo è un vlog di un weekend in cui torneremo in Sardegna dalla nostra famiglia. Alcuni non sanno che torno, quindi farò una sorpresa un po' a tutti. Sono troppo felice perché non torno da Natale, quindi sono 3 mesi che non scendo dalla mia famiglia. Non vedo nessuno, quindi non vedo l'ora. E adesso sto andando a fare una colazione con delle mie colleghe sia di lavoro che di università. Ci vediamo perché una ragazza è del secondo anno, quindi mi darà delle informazioni su degli esami che dovrò dare io al secondo semestre e che mi rendono più sicuro su cosa studiare, su cosa fare gli appunti, eccetera eccetera. Andiamo. Ovviamente l'efficienza dei mezzi di Milano si deve sempre far notare perché non stanno funzionando. Oggi è sabato e passano tipo una volta ogni morte di papa, quindi aiuto. Sono appena arrivato, adesso aspetto le mie amiche. Ecco qui, è arrivato tutto, adesso iniziamo a mangiare e a discutere sugli esami. Eccomi, sono appena tornato a casa, abbiamo discusso un po' sulle questioni di cui dovevamo parlare, appunto degli esami dell'anno successivo, perché appunto lì è al secondo anno. E adesso niente, sono tornato a casa. Finisco le ultime cose e poi partiamo verso l'aeroporto perché abbiamo il volo alle 14. Sono molto contento di come sono venuti i capelli oggi. Avevo paura di non ritrovarmi più riccio dopo averli tagliati ieri, invece sono molto carini. Perfetto, allora abbiamo pranzato, abbiamo chiuso tutti i termosifoni, l'acqua, tutto quanto e adesso fra pochi minuti partiamo perché è tutto pronto. Abbiamo l'aereo alle 14, quindi adesso è circa alle 14 alle 4. Quindi adesso è quasi l'una e il tempo di arrivare a prendere il treno e tutto quanto si fanno le 3 più o meno. Così siamo in perfetto orario. Here we go! Appena arrivati a Milano Cadorna, adesso prendiamo il treno per andare a Malpensa. Noi contenti? Presenti sul treno o nelle stazioni. Grazie per la vostra collaborazione. Buon viaggio. Controlli fatti, adesso andiamo verso l'imbarco perché fra un'oretta inizia. Stiamo facendo un giretto qui nel duty free per cercare qualcosa da mangiare durante il volo, però dovete ben capire che non penso che avrà. Cosa hai detto? Cosa stai cercando? Le caramelle. Quali caramelle? Haribo, probabilmente. Oggi Federico si sentiva pazzo, quindi ha deciso di acquistare i Fonzis. Non gli li mangio da originali. tantissimo tempo. Eccoci pronti per... non so se si vede qualcosa, però siamo pronti per mangiare. E anche per bere. Questa è acqua Lilia. Riuscite ad aprire la confezione di Fontes? Fonzis, gli originali. Wow. Ci siamo. C'è un addio al nubilato e la sposa non sa dove stanno andando. Quindi aiuto. Molto divertente. Ho recuperato anche Federico. Adesso ci dirigiamo verso l'uscita perché ci aspettano i nostri genitori. I tuoi? I miei genitori. Hai la telecamera sporca? No. Appena arrivati a casa. Ciao, saluta. Non sono per niente male. Dopo 7-8 mesi Allora, ci siamo e ora non ho finito di guardare Amici perché sono letteralmente stanchissimo. Adesso vado assolutamente a letto e noi ci vediamo domani perché ho deciso di far durare questo vlog 2 giorni perché comunque oggi non ho praticamente registrato niente perché tra il viaggio e tutto c'è stata poca occasione e niente, quindi riprenderò anche domani quando ci sarà tutta la mia famiglia perché faremo un pranzo tutti insieme. Niente, a domani. Buongiorno, giorno 2 di riprese, sono a casa di mio padre e niente, c'è tutta la famiglia, c'è mio nonno, c'è mio zio, ci sono tutti e nulla, adesso mi godo un po' la giornata e vediamo un po' cosa fare stasera. Aiuto, sono appena tornato nella mia vecchia stanza, strabella, ovviamente qui ci sono i letti, un casino però strabella, l'avevo curata nei minimi dettagli. Questo era il bagno ma l'avete già visto prima. Madonna, mi fa un sacco strano tornare qua. Però vabbè, adesso stiamo mangiando, siamo già al secondo, fra un po' c'è il dolce e io sto esplodendo.
quando si torna in Sardegna si mangia sempre tantissimo perché non devo cucinare io, quindi non posso fare un sacco di cose. E quindi facciamo antipasto primo, secondo, contorno, dolce, amaro, di tutto. Torno di là dai miei familiari. Appena tornato a casa è stato un pranzo abbastanza tranquillo, diciamo, in confronto a molti altri che abbiamo fatto, che la mia famiglia è un po' esagitata. E nulla, adesso mi metterò a recuperare la puntata dei amici di ieri perché ovviamente non sono riuscito a guardarla tutta. Ci vediamo dopo che andrò a uscire di nuovo a vedere altre persone. Vabbè. Allora, ho appena registrato un'intervista perché l'altro giorno sono stato contattato da questo ragazzo che lavora per varie testate giornalistiche, vari programmi televisivi come Il Grande Fratello, eccetera, e mi ha chiesto se avessi voluto fare questa intervista per Uniperté, che è una pagina che riguarda appunto le università italiane. Mi ha fatto un paio di domande per quanto riguarda Milano in modo specifico e gli affitti e tutto quel che riguarda gli appartamenti, la ricerca della casa e quant'altro. È andata molto bene, ho risposto a tutto quanto, quindi appena uscirà io vi farò sapere e spero che andrete ad ascoltarla perché secondo me è molto interessante e io, da persona che sarebbe dovuta trasferire a Milano, avrei voluto sentire un'intervista in cui mi parlavano degli affitti, dei costi, delle zone, delle vicinanze rispetto alla metro, rispetto all'università, e quindi nulla, sono molto felice. Adesso, come vedete, mi sto preparando perché fra poco usciamo e andiamo da mia nonna, che non la vedo da mesi, da quando sono venuto l'ultima volta, quindi a Natale. E nada, ci vediamo fra poco. Sono uscito per aiutare mamma a fare una commissione e finalmente sto guidando, non guido da mesi, mi piace tantissimo, non vedevo l'ora di tornare in Sardegna giusto per prendere la macchina e guidare. Adoro, bellissimo. Quindi adesso ci facciamo un bel giretto e poi penso che tornerò a casa e non lo so, mi inizierò a editare questo video perché comunque non voglio tardare perché deve uscire domani. Comunque posso dire che dopo mesi io so ancora guidare, ma proprio perfettamente, non ho ancora rischiato di investire assolutamente nessuno. Bravo, bravo. Ora ci sono i nonnetti nella piazza che mi guardano come se stessi parlando a nessuno, ma in realtà spero che qualcuno mi stia guardando. Sono qui nella mia vecchia stanza che è diventata praticamente uno sgabuzzino. Così, però era così carina. Beh, lì ci hanno messo un po' di cose, però giuro che era carina. E nulla, non so se proseguire questo vlog fino a domani che incontrerò anche i miei amici, oppure rimanere così e chiudere questo weekend. Però penso che chiuderò e domani magari ne farò un altro, perché magari è carino far vedere che ho visto un po' tutti i miei amici che non vedo dalla maturità. Quindi adesso mi metto a editare un po' e fra un po' penso anche a cosa mangiare, perché comunque mia mamma di solito non cena, quindi devo fare io la cena, come ovviamente sempre a Milano, perché cucino io. Raga, eccomi qua. Oddio, scusate per tutte le luci che state vedendo. Nulla, sono molto felice di queste 2 giornate. Non vedevo l'ora di tornare in Sardegna, come vi ho detto all'inizio. Adesso che sono tornato a casa ho giusto mangiato, ho guardato qualche video su YouTube e ho pensato a quali altri contenuti poter portare sugli altri miei social, che ovviamente trovate nell'info box. Sono stanco tantissimo perché nonostante io non abbia fatto chissà quale cosa oggi, comunque andare a trovare le persone, andare fuori casa per un sacco di volte è pesante, ve lo garantisco. Domani sarà una giornata bella intensa, dovrò partire alle 9:30, quindi dovrò anche svegliarmi abbastanza presto perché a fare questi capelli, che voi mi dite tutti che sono bellissimi, ma ci metto una vita. Quindi adesso mi cambio, mi metto il pigiama, finisco di editare questo video, faccio la copertina, che è la cosa tipo più impegnativa da fare per i video. Trovare la copertina, scrivere tutte le cose sopra, vi giuro è la cosa più snervante, perché tra 200 clip devi trovare la posa giusta, la foto giusta, tutto giusto per poterla pubblicare. E così, spero che questo video vi sia piaciuto. Se lasciate un mi piace e un commento, fatemi sapere se vorreste altre tipologie di video, anche se
Sono sempre più improntato nella parte vlog. Adesso come torno a Milano farò il mio primo super acquisto per il canale. Comprerò una bella videocamera con quegli schermetti che si girano così da potermi vedere. Io ho sempre registrato con una Canon molto grande. Ultimamente sto utilizzando la fotocamera esterna dell'iPhone perché è veramente molto buona, perché ho l'iPhone 13, quindi è uscito giusto un anno fa e le fotocamere sono veramente belle. Però ho voglia di fare un upgrade, ho voglia di investire un po' perché sto dedicando davvero tantissimo tempo a questo canale e voglio che la qualità sia veramente molto buona. E soprattutto così non riesco a vedermi, non so in questo momento se sono a fuoco, se sto registrando, se sto facendo qualcosa, mentre invece con una bella videocamera con lo schermo in cui mi dice che sto registrando, a quale minutaggio sono, se sono a fuoco e tutto quanto, sarà veramente fantastico. Quindi non vedo l'ora, spero che questi cambiamenti possano piacervi e spero di farlo al più presto, perché comunque è una spesa abbastanza grande, vivendo da solo e dovendomi pagare tutte le cose. Bisogna pensarci, diciamo, più di una volta. Però ho preso questa decisione. Adesso io mi lavo i denti, mi sistemo e vado a dormire. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!